Buonasera, 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 finalmente ci siamo, 20:35, pronti, ready? Va bene, grazie del vostro applauso spontaneo ovviamente. Grazie, scusate. Benvenuti al Podere La Torre per la seconda tappa di Miss Blue Mare per quanto riguarda la regione Veneto. Seconda tappa, siamo stati a Trissino, adesso qui al Podere La Torre, poi ci sarà Schio, Malo, Brogliano, Chiesuna, insomma siamo come Barbara D'Urso all'interno di Canale 5, ci siamo un po' dappertutto. Tantissime regioni che partecipano anche quest'anno per questo concorso nazionale, fra l'altro primo concorso in Italia che si conclude all'interno di una nave da crociera MSC. Interessante anche sapere i numeri, considerato che questo concorso ha davvero raggiunto un livello, un grado di professionalità molto interessante, quindi 200, vi do i numeri dello scorso anno, ovviamente non posso darvi i numeri di quest'anno, 2018, quindi si parla 2018, 220 tappe in giro per tutta l'Italia, 2200 concorrenti e si parla di 1.700.000 spettatori, quindi una cosa davvero straordinaria, e tutto poi si è concluso all'interno di una nave da crociera, quindi ringraziamo MSC che ci dà questa grandissima possibilità e darà la possibilità a 50 ragazze di partecipare. Poi avremo le finaliste della Regione Veneto, adesso si vedrà dove verrà fatta la finale della Regione Veneto, ma si stanno muovendo anche tutte le altre regioni d'Italia, in modo particolare vedo molto vive la regione Toscana, molto viva anche la regione Campania. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto voi per essere presenti qui stasera, ma volevo ringraziare anche gli sponsor senza la quale non sarebbe possibile realizzare questi eventi e queste manifestazioni. Ringraziamo in primis i padroni di casa, quindi questo bellissimo, straordinaria location che è il Podere La Torre, davvero mi sembra di essere a casa, non perché io abbia una casa così bella con la piscina, per l'amor di Dio, però ti dà quel senso di casalingo, insomma ti mette a tuo agio. Bene, quindi grazie al Podere La Torre, poi ringraziamo Vittoria Assicurazioni, agenzia di Schio in via Rovereto, Tandem Moda di Sant'Orso, Oreficeria Alessandro Faccin di Schio. Ringraziamento va anche agli sponsor nazionali, qualcuno anche presente, MSC Crociere, Ilaria Melli Gioielli, Fomec di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Atelier De Anna Biagi, Eurona WaveTech, azienda di Information Technology, quindi di informatica, e Maria Ielpo Gioielli. Media partner abbiamo Moda Glamour Italia e l'organizzazione nazionale curata da Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene, Pachamama Viaggi sempre di Tiene. Siamo pronti, gentile pubblico, cari giurati, con la terza uscita in costume da bagno e la votazione, il criterio altro non può essere che il fisico, quindi dovete votare il fisico, per cui io vi chiamerò adesso le ragazze una alla volta. Io andrei a chiamare la numero 1, Jasmina Alushowski.
Flavia Alberti. Marianna Marzura. Numero 7, Margherita Giglia. Greta Manin. Numero 9, Rachele Caldara. Numero 10, Giada Darugna. Numero 11, Greta Calbianco. Numero 12, Martina Mecenero. Numero 13, Margherita Cervo.
Numero 14, Erika Di Stefano. Numero 15, Nicole Reato. Numero 16, Rossella Mai. Numero 17, Irene Cappelletti. Molto bene, questa era l'ultima uscita in costume da bagno, ovviamente si votava come criterio il fisico. Stefano Novello raccoglie le ultime schede, si va ad inserire tutto, come diceva una volta Mike Bongiorno, amici ascoltatori, nel cervellone, per cui tutto va a sommarsi alla prima e alla seconda uscita per decretare chi si aggiudicherà queste 5 fasce di Miss Podere La Torre di questa sera. E via con la sfilato show con i costumi di Spaccio Orteco di Schio.
Molto bene, molto bene, molto bene. Ci siamo, c'è una busterella nel senso lato della parola qui e quindi dobbiamo decretare a chi saranno affidate queste 5 fasce, quindi vi pregio di chiamare con noi nuovamente le nostre concorrenti, le nostre ragazze accolte dal vostro fragoroso applauso.
17 ragazze, virgolette, si sono date battaglia questa sera a suon di bellezza, suon di abiti. Sette principesse. A tutte le concorrenti sarà offerto un omaggio reale a cura di Torre Flor di Torre Belvicino. Allora, quinta classificata fascia in Miss Pachamama 2019 World Partner, agenzia viaggi Pachamama detiene, premia Stefano Novello. Quinta classificata con 1311 voti è Greta Vanin. Poi ci saranno le foto, diritto ovviamente. Greta, puoi anche sfilare se ce la fai, molta tranquillità. Quarta classificata fascia Miss Preziosa 2019 World Partner l'oreficeria Alessandro Faccin di Schio, premia il signor Andrea Franco, sponsor nazionale di Miss Plumare. La quarta classificata è con 1347 voti Alessia Alberti. Classificata fascia Miss Fashion 2019 Premier Partner il negozio Tandem Mode di Sant'Orso, premia la titolare Giuliana Librandini, vince un kit di prodotti cosmesi offerto dal partner tecnico Capri, costituiti da uno shampoo e da un olio corpo all'olio di canapa, è sempre un capomoda offerto dallo spaccio Orteco di Schio con 1524 voti, se la giudica Rachele Caldara. Seconda classificata fascia Miss Vittoria Assicurazioni 2019 Premier Partner Vittoria Assicurazioni, agenzia di Schio in via Rovereto, premia il titolare signor Giovanni Coronin con 1582 voti, si aggiudica la fascia Marianna Marsura. Classificata fascia Miss Podere La Torre 2019 Best Partner il Podere La Torre, premia la vice direttrice signora Tina Esposito, vince una coroncina offerta da Ottorino Pasetti di Valdagno, un kit di prodotti cosmesi offerti dal partner tecnico Capri, costituiti da uno shampoo e da un olio corpo all'olio di canapa e un capomoda offerto dallo spaccio Orteco di Schio. Allora, con 1636 voti la prima classificata è... Che silenzio! Irene Cappelletti!
come sempre, se siete stati bene, ditelo anche agli altri. Ciao, buonanotte, buona serata.